clear for landing. Bentrovati, siamo nuovamente qui per continuare il nostro viaggio, un viaggio in questo mondo della formazione che vede come protagonisti i nostri giovani, i nostri ragazzi, ma soprattutto diciamo quelli che danno a questi ragazzi la possibilità di realizzare i loro sogni, che sono le aziende e tutti quelli che a vario titolo ci danno una mano e concorrono alla realizzazione dei nostri progetti. Oggi qui continueremo a parlare di ITS Academy, ma non solo, parleremo anche di 4+2 con il dottor Giuseppe Maria Sassano, presidente ARS, che è socio fondatore del nostro ITS Academy, e non solo questo, ma è anche un partner all'interno della rete 4+2 della filiera. Adesso lo spiegherà lui in che modo e per quale motivo è presente anche nella filiera, per poi parlare di questo e poi arrivare ad un momento attuale di oggi, di questo nostro grande momento della situazione in cui diciamo stiamo realizzando la grande casa la grande casa dell'ITS dei nostri studenti. Allora, parliamo un attimino di come ARS si è trovata coinvolta in questo grande progetto, ma soprattutto di questo percorso del sistema duale che parte dal sistema formativo, considerando che appunto lei è presidente di un ente di formazione professionale, per arrivare poi al suo ruolo di RUP all'interno del PNRR dell'ITS Academy. Allora, intanto grazie Preside per avermi voluto qua. Ti chiamo Preside perché mi devi chiamare Preside. A questo, diciamo, tra le tante cose belle che fai, Preside ritengo che sia uno degli epiteti a cui sono più affezionato. ARS è un socio fondatore della fondazione ITS Academy di Catania e rappresenta l'ente che svolge attività di istruzione e formazione professionale. Il 4+2 ormai è il futuro il concetto di campus, il futuro è il concetto di come dire, instaurare e completare un rapporto di collaborazione da una parte con gli enti di formazione, dall'altra con la scuola che confluisce verso il mondo degli ITS Academy. Lo vuole l'Europa, lo vuole il PNRR, lo vuole finalmente la nazione Italia, e in tutto questo noi soggetti, ognuno per quello che ci compete, per quello che è il nostro ruolo, dobbiamo esserci e dobbiamo essere parte attiva. Lo facciamo non in concorrenza. Quando mi sento dire che la scuola vive la concorrenza con gli enti di formazione, lo trovo ingiusto, lo trovo incompleto, lo trovo frutto di ragionamenti che forse risultano essere quasi arcaici, assolutamente superati. Oggi dalla sinergia, dove al centro c'è l'alunno, dove al centro ci sono le nostre ragazze, i nostri ragazzi e il loro futuro, ritengo che siamo costretti, ove non vogliamo farlo per piacere, a vivere insieme, in sinergia, dei progetti. Il 4+2 è una sfida importante, è una sfida che ci mette seduti accanto. Abbiamo già sperimentato, ecco perché Preside, con il nautico abbiamo già sperimentato in passato la coprogettazione sui quarti anni. I docenti del nautico sono stati docenti di ARS. Ritengo che è stato un progetto che ha funzionato, un progetto che oggi in rendicontazione, che non ha creato di certo disagi. Stiamo andando avanti per cercare di dare ai nostri ragazzi il quinto anno, in attesa che il 4+2 si concretizzi, dare il quinto e portarli poi all'ITS. Quell'innalzamento dei livelli culturali, quel spingere i ragazzi verso l'ITS e verso quindi l'istruzione tecnica superiore, verso il mondo del lavoro, noi lo stiamo attuando, altro che concorrenza. Questo discorso
a chiarimento, perché qualcuno può pensare, dice, ma i ragazzi della formazione professionale come fanno ad inserirsi all'interno di un percorso scolastico rispetto alle competenze? Ecco, spieghiamo, e almeno questo lo dico, visto che mi hai chiamato preside, io lo dico da preside, che noi staremo molto attenti come dire, a lavorare sui livelli, a documentare tutti i passaggi e nel caso in cui fosse necessario a fare anche degli esami integrativi di idoneità proprio per il passaggio al quinto anno rispetto al punto di partenza. Quindi tutto sarà fatto secondo norma e soprattutto nel rispetto di quelli che sono i livelli di competenza che tutti dobbiamo perseguire e che abbiamo a cuore, perché i nostri ragazzi non debbono avere il pezzo di carta come si faceva una volta, si diceva una volta, ma devono avere quel pezzo di carta che significa avere nella propria possibilità un bagaglio di competenze ed esperienze importanti per essere immessi nel mondo del lavoro. Cosa ci fa un ente di formazione in un ITS Academy? Come mai diventa socio fondatore? Cosa vede Ars? Perché l'ha chiesto dopo, ovviamente, e da quanti anni siete all'interno? Terzo anno, credo che siamo al terzo anno. Quindi voglio dire, avete visto qualcosa in lungimiranza rispetto a questa vostra decisione di chiedere di entrare in ITS? Allora, diciamo che ci siamo resi conto che oggi l'esigenza è quella, come dicevo poco fa, di innalzare i livelli diciamo dell'istruzione e soprattutto portare i ragazzi verso un'istruzione che li mette realmente e direttamente in contatto col mondo del lavoro. Abbiamo scalpitato tanto per essere all'interno dell'ITS, che è una fondazione di partecipazione dove se ci sei dentro devi esserci dentro in maniera attiva. Abbiamo visto il futuro, non si parlava ancora di 4+2 quando abbiamo iniziato a chiedere di entrare come soci fondatori, non si parlava ancora di filiera, anche se la filiera già sotto un certo punto di vista l'avevamo messa in campo. Abbiamo visto qualcosa che poteva completare un percorso che permetteva ai nostri ragazzi di poter realmente guardare a nuovi orizzonti e poter guardare a, com'è il titolo del programma, Direzione Futuro. Ecco, l'idea di Ars, del Consiglio di amministrazione di Ars, è stato quello di guardare verso una direzione futura, e l'ITS oggi è il futuro. Mi piace la formula, i nostri ragazzi. Non sono ragazzi della scuola, non sono ragazzi dell'ente di formazione, sono i nostri ragazzi, perché ricordiamo che i nostri giovani sono la nostra ricchezza e non sono da dividere o da spartire, sono persone, vanno rispettate come tali e soprattutto vanno considerate come un nostro bene, un bene comune di tutti quelli che credono nel futuro come in direzione. Ritornando nuovamente alla funzione del dottore Sassano all'interno è un consigliere di amministrazione e ha ricoperto e ricopre un ruolo di RUP all'interno di quelli che sono i fondi PNRR, soprattutto per quanto concerne una prima tornata molto importante che ha visto l'ITS impegnata in decine e decine di gare d'appalto per la sistemazione di una sede e per l'acquisto di laboratori innovativi. Ne vogliamo parlare? Sì, diciamo che il motivo per cui di tanto in tanto sbadiglio, non so se nella diretta si vede. Sì, il PNRR in linea generale mi ha tolto il sonno, mi ha tolto forse il giorno e anche la notte. Allora, diventando un attimo seri, la missione 4 del PNRR ha finanziato tra le varie anche gli ITS, dividendo i finanziamenti in due filoni: da una parte il filone della formazione e dell'orientamento, dall'altro quello degli interventi legati ai laboratori 4.0. Come ITS Catania abbiamo avuto un primo finanziamento di 10 milioni che siamo diciamo già in fase avanzata. Come sono stati quantificati? Perché siamo belli, alti, biondi e bravi. Questo lo siamo. Vabbè, tu, magari biondo no, ma bello. Ma neanche io sono alta, però dico, per quale motivo c'è stata questa quantificazione così importante? La seconda d'Italia, attenzione. Allora, diciamo che il legislatore, nel volere individuare un coefficiente per la distribuzione delle risorse del 1,5 miliardi messo in campo per gli ITS, ha voluto prendere a riferimento quelli che erano i risultati dei monitoraggi in
risplendere degli anni precedenti. Quindi ove la fondazione sia stata di successo, ove i percorsi di quella fondazione siano stati di successo in termini di assunzioni, Bravo. in termini di esperti del mondo del mercato del lavoro, in termini di efficienza ed efficacia del percorso messo in atto, e la Fondazione ETS Academy di Catania è tra le prime, se non per alcuni percorsi la prima in termini di risultati. Da quel coefficiente sono state distribuite le risorse. Quindi ce li hanno dati perché abbiamo avuto dei risultati. Perché siamo stati bravi, oltre belli biondi, anche bravi. Possiamo dire che siamo stati bravi, con la responsabilità di fare in modo che però possiamo e dobbiamo diventare ancora più bravi. Assolutamente sì, il legislatore vuole che, ha dato, le risorse messe in campo sono state così tante da permetterci di diciamo quintuplicare il numero dei corsi. Vogliamo ricordare in questo momento quanti corsi ci sono in atto? Ma credo oltre 40, oltre 40. Forse qualcosa di più. Oltre quindi 40, intorno ai 41 750 giovani che frequentano i nostri percorsi, dislocati in diverse parti della Sicilia, non solo a Catania. Provenienti da tutta Italia. Sicuramente. Provenienti da tutta Italia e in questo momento dislocate su più sedi. Abbiamo 2 sedi su Catania, siamo presenti a Siracusa, ad Avola e Floridia, siamo presenti ad Adrano e Biancavilla, stiamo lavorando anche su Messina in maniera molto operativa. Questo frutto sia dell'attività, tornando al perché c'è Arse, al perché ci sono le aziende, al perché ci sono tanti altri partner. I partner ci sono perché collaborano in maniera attiva con strutture, con sedi, con personale all'interno dei territori, e si è riuscito. Devo dire, abbiamo avuto come ITS, e lì te ne do atto, ti chiamo direttore lì, parliamo da direttore direttore della fondazione, il fatto di fare e organizzare un orientamento così capillare in tutto il territorio ha fatto sì che il target che dovevamo raggiungere, che erano 550 allievi, siamo ad oltre 750 e abbiamo raggiunto i 550 entro i termini previsti dal PNRR, che era entro il primo anno. Quindi su questo siamo stati bravi. Adesso cosa stiamo facendo? Stiamo lavorando, abbiamo affidato diverse procedure, sono stati coinvolti esperti, sono state coinvolte aziende italiane e anche aziende estere. Sì, questa è una gara d'appalto che abbiamo fatto a livello europeo, pubblicata sulle piattaforme europee, che è stata aggiudicata dalla Nextia, un'azienda svizzera. Ci forniranno un laboratorio aeronautico, che è un aereo da 18 metri per 12, che in questo momento si trova da Nicolosi Trasporti, è proprio arrivato, stiamo aspettando di collocarlo nella nuova sede. Nella nuova sede. Non abbiamo parlato della nuova sede, dove si troverà? La nuova sede, potevamo decidere, qui mi verrebbe di chiamarla disgraziata, non più né preside né direttore, potevamo decidere di fare, di prendere un capannone alla zona industriale, e invece no. La cosa più difficile, prendere quasi rudere nel cuore di Catania, nella zona del Fortino, prendere una struttura di proprietà dell'incremento ippico, farcela assegnare, fare degli interventi che l'hanno buttata giù e rifatta totalmente da capo, conservando ovviamente la storicità di quel quartiere. Abbiamo voluto fare, io lo dico sempre scherzando, potevamo fare ciò che era più semplice, ma abbiamo ritenuto fare ciò che era giusto, ciò che il PNRR prevede. Il PNRR non voleva fare insediamenti fuori dalle città o insediamenti nuovi, dovevamo andare a riprendere un'area, e questo abbiamo fatto. Lì faremo un totale di 3 milioni circa, 2 milioni e 8 circa di interventi in termini di lavori, ristrutturazione, e poi all'interno saranno allocati circa 4 milioni di laboratori 4.0. Quando sarà pronta? Quando la inaugureremo, dottore Sassano? La dovremmo avere pronta necessariamente entro la prossima primavera. Perfetto. Siamo già a buon punto, purtroppo le lungaggini da una parte burocratica, dall'altra abbiamo avuto un maltempo, ERRI, la cenere vulcanica, gli scioperi, abbiamo avuto una serie di tutto, ci siamo presi di tutto, siamo a buon punto, un po' in ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori, ma contiamo nella prossima primavera di poter avere
sarà una casa dei grande nostri casa. ragazzi, Ecco, sarà casa una dei nostri grande ragazzi casa pronti. che saranno accolti per non solo stare insieme, ma lavorare, studiare, lavorare in azienda, ma studiare anche nella loro casa con dei laboratori innovativi che sono dell'ultima generazione, perché così è importante in quanto loro impareranno sul posto con dei laboratori così come ci sono nel mondo del lavoro oggi, perché il mondo del lavoro si innova, si trasforma, è sempre più sostenibile, sempre più digitale, quindi noi così come il PNRR vuole siamo su questa direzione futuro. Ecco, su questa direzione futuro. Una delle procedure più importanti che abbiamo realizzato, di cui andiamo orgogliosi, è quella dei laboratori di intelligenza artificiale. Abbiamo costruito insieme alla Carraro Lab, abbiamo fatto una manifestazione di interesse aperta, perché voleva non tanto essere la costruzione di un laboratorio, ma voleva essere un laboratorio. Cioè l'attività sarà un laboratorio in cui saranno sviluppati queste interfacce multimediali che permetteranno ai ragazzi di accedere all'interno del porto di Catania, all'interno del porto giapponese, del porto africano, all'interno di un parco eolico, oppure fare attività legate al mondo delle navi, al mondo navale, entrando all'interno di una nave dove avranno la possibilità di interagire direttamente con questi programmi, con l'intelligenza artificiale vera e propria. Abbiamo un catamarano. Abbiamo un catamarano che non è altro che un'aula studio che può ospitare galleggiante, che può ospitare 25 che ragazzi. Si chiama Libera. Non a caso si chiama Libera. L'abbiamo chiamata Libera, come Libera è la fondazione, vero, come Libera è la nostra idea di fare formazione per questi nostri ragazzi e per queste nostre ragazze. Allora siamo orgogliosi, preoccupati per i tempi, però confrontandomi l'altro giorno qualcuno mi diceva: ma le gare d'appalto le avete fatte? Mi preoccupo quando mi fanno queste domande. Certo che le abbiamo fatte, poi almeno gli affidamenti abbiamo fatti. Possiamo avere qualche ritardo, ma dico, alla fine sono convinto siamo che stati bravi anche in questo. Siamo stati bravi anche in questo. Io dico che lo saremo ancora di più e ribadisco che tutto quello che abbiamo fatto e tutto quello che faremo è sempre solo per il bene di questi nostri giovani, che sono la nostra ricchezza, in una visione che vede la direzione del futuro sempre più interessante, perché sono loro che la renderanno tale. Quindi con questo auspicio mi commiato da voi, vi saluto e non prima di aver lanciato sempre il nostro video promozionale, che per noi è un fiore all'occhiello. Grazie, alla prossima. Grazie. Tutto inizia con una scelta che non nasce per caso, ma da un movimento interiore, dalla voglia di capire, costruire e andare oltre. Entrare in ITS Academy Catania significa metterci in cammino, trasformare la curiosità in competenza e la competenza in futuro. Qui impariamo cosa vuol dire muovere davvero il mondo che ci circonda, progettare sistemi di mobilità sostenibile e logistica 4.0, gestire l'energia pulita, innovare con responsabilità, far viaggiare persone, merci e pensieri. I docenti vengono selezionati direttamente dal mondo del lavoro. Sono guide che conoscono la rotta e sanno che ogni traguardo si conquista facendo esperienza sul campo. Un percorso basato sulla partecipazione attiva delle aziende, sul rispetto dell'ambiente, sulla valorizzazione delle potenzialità di noi giovani. All'ITS Academy Catania ci sono 19 corsi attivi, più di 700 diplomati e quasi 9 su 10 di noi trovano lavoro subito. Nei percorsi marittimi addirittura il 100%. E quando arriva il tempo dello stage, tutto diventa chiaro. Il lavoro non è un sogno da inseguire, ma una porta che abbiamo già iniziato ad aprire. Perché qui si impara ciò che là fuori serve davvero. ITS Academy Catania.
Entri con una scelta, esci con un lavoro.